Che fai? E tu qua? No, siccome dovevamo mandare una raccomandata a Milano, Sì. e sono andato alla posta di Erice, qua così arriva prima. Ah, perché logicamente è più alta. Per Più alto è, più veloce arriva. Intanto che coincidenza strana, ti ho incontrato qua ad Erice. Fammelo offro un caffè che mi sta Sì, a aspettando, disposizione, cioè, Walter. Ho mangiato Intanto babbalucci. saluto i telespettatori che in questo momento Ciao, ti stanno ciao, guardando. Vicky, ciao, vi amo. Piuttosto ci dovevi dire com'è finita quella storia con Camilla. Con Camilla, ma per farne parlare. Andiamoci a sedere così mi racconti un po'. Aspetta, racconto. Ma che è successo? È successo che praticamente mi ha rotto la testa. Camilla. No, quella di sopra, quella di Sì, sotto. addirittura. Avevo tappo. Addirittura. Tale, guarda che coincidenza, me cucino c'è. Ah, tuo cugino. Allora mi presenti pure tuo cugino. Ciao, cucino. A posto. No, a posto. Ciao. Ti chiami tu? Francesco. Siete Francesco. Da questo lato. Così. Sposta sto Allora. tubo, Io non sapevo che Bartolo avesse un cugino così simpatico, carino. Francesco, quanti anni c'hai? 37 37. E di dove sei? di Erice. Di Erice. Allora, non lo so, parlami un po' di te. Lavoro a Erice. Non lo so, se c'è tuo cugino, non lo so, ti vuole dire qualcosa. Mio cugino è bello piccante, mio cugino. Sì, no, lo vedo. Avevo tubo. Ora infatti ho parlato con la sorella. Lavoro a Erice stesso, al comune Sì. di Erice. Ma vai cercando l'anima gemella? Sì. Ah, allora Bartolo, scusa, tuo cugino va cercando l'anima gemella, quindi lo dobbiamo fare sistemare. No, Mi sembra giusto. Ho fatto sistemare te, quindi bisogna far sistemare anche tuo cugino. Hai tentato. Ho tentato, sì. Diciamo che l'anima gemella, bene o male, te l'ho trovata, però la dobbiamo trovare anche tuo cugino. Certo. Perché tuo cugino è in cerca costantemente dell'anima gemella. Certo. Come dovrebbe essere questa donna che vai cercando? Molto aperta perché avevo tubo. Esatto. Una Aperta in che ragazza senso? seria. Una ragazza seria. Questa è la prima cosa, perché le ragazze serie al giorno d'oggi sono praticamente introvabili. È aperta deve essere aperta. Fortunatamente con il nostro programma si trovano, Sì. giusto? È viva, pure viva. Esatto. Ma tu lavori al cimitero pure come lui? No, io al comune di Erice. Ah, lavori ad Erice? Sì. All'aria aperta praticamente. Noi siamo impiegati comunali. Oh yeah!